A conclusione dell'ultimo video ci siamo posti una domanda. Che cos'è la filosofia? È una domanda cruciale che tra l'altro dà il titolo a questo breve viaggio in 10 tappe che stiamo facendo nel territorio della filosofia. Addentrandoci in questo territorio abbiamo iniziato a filosofare e a prendere confidenza con la filosofia. Quindi a questo punto siamo pronti a chiederci: che cos'è la filosofia? È una domanda alla quale, pur non avendola mai posta direttamente, abbiamo già risposto in molti modi. Oggi però proviamo a rispondere in modo più diretto, cercando di capire le caratteristiche di questa particolare attività umana, partendo dalla parola con cui la indichiamo: filosofia. La parola deriva dal greco ed è composta da due termini: filo, che possiamo tradurre con amore, e sofia, che possiamo tradurre con sapere. Dal punto di vista etimologico, cioè dell'origine della parola, filosofia significa quindi amore per il sapere. Ma di che amore e di che sapere si tratta? Consideriamo innanzitutto l'amore. Per capire cosa sia questo amore, dobbiamo richiamare il mito di Eros, narrato da Platone nel Simposio. Il mito narra dell'origine di Eros, questione cruciale per comprendere la natura dell'amore e quindi della filosofia. Per il mito, Eros è figlio di Penia, che significa indigenza, mancanza, e poros, cioè ingegno, espediente. Questa origine divina rende Eros un essere contraddittorio, cioè perennemente in ricerca proprio perché nasce dalla mancanza, ma allo stesso tempo sempre pronto a trovare i mezzi per colmarla, perché nasce anche dall'ingegno. Secondo il mito, quindi, amore è desiderio di ciò che manca, spinta ad andare verso ciò che si desidera, ma che non può mai essere posseduto in modo definitivo. Ciò che si desidera, infatti, è desiderato in quanto non è posseduto. Eros, per rimanere se stesso, cioè amore, è destinato a rimanere sempre senza ciò che desidera. Riportato a noi e alla nostra vita, possiamo dire che amare è tendere verso ciò che si ama senza mai arrivare a possederlo, lasciandolo essere ciò che è, lasciandolo libero, nella sua verità, che non è mai conosciuta fino in fondo. Questa dinamica si riflette perfettamente nel tema dell'amore umano. L'amore autentico, quello che nutre e arricchisce, è intrinsecamente legato al non possesso. Amare non significa possedere l'altro, trasformarlo in una proprietà di cui possiamo disporre. Questo impedisce all'altro di crescere, di fare le proprie scelte e di evolversi, perché ogni mutamento rappresenta una minaccia al possesso. Al contrario, amare significa riconoscere l'irriducibilità dell'altro, la sua unicità, la sua libertà. Se l'amato è posseduto, smette di meravigliarci e diventa scontato, e l'amore finisce. La libertà dell'amato è necessaria all'amante per tenere viva la meraviglia che alimenta l'amore, cioè la spinta a rimanere in relazione con ciò che non può mai essere conosciuto fino in fondo. Ma adesso torniamo alla filosofia e analizziamo il secondo termine. Di che sapere si tratta? Il sapere al quale la filosofia tende non è un sapere teorico, una verità che può essere raggiunta in modo definitivo. Certo, la filosofia indaga la realtà e si pone il problema di quale sia la verità, perché questo è fondamentale per conoscere il contesto in cui viviamo e agiamo. Ma è interessata soprattutto al sapere pratico, al saper vivere bene, a un sapere che associamo alla saggezza. Questo perché è desiderio di condurre in modo consapevole l'esistenza, di affrontare le sfide, le scelte e le relazioni in piena autonomia e libertà, che sono condizioni fondamentali per essere felici. È però necessario sottolineare ancora una volta che l'amore per il sapere può scaturire solo dal riconoscimento della propria ignoranza. L'esistenza di ciascuno è unica e non esiste una risposta definitiva alle sfide che pone. Ognuno deve quindi fare il proprio viaggio nel territorio della filosofia, fare i conti con i propri pregiudizi e le proprie aspettative. Si tratta di un viaggio il cui senso non è la meta, ma il percorso stesso. Un percorso che non si esaurisce mai perché mette in discussione le certezze di volta in volta raggiunte ed esplora nuove possibilità. Questo suo aspetto di indagine che rimette continuamente in discussione il sapere acquisito, che conseguita una tappa ne fissa un'altra, rende l'indagine filosofica una ricerca critica. Ma cosa significa critica? A questa domanda proveremo a rispondere nel prossimo video.